Siamo con Cosimo Brunetti, che diamo subito un'impressione fresca di questa manifestazione. Sì, innanzitutto ecco, sono molto contento di stare qui. È la seconda volta che partecipo a Musicultura, però questa è la prima volta che riesco a passare, insomma. Quindi sto attendendo questa serata, insomma, in musica e spero di dare il meglio di me e spero che le mie canzoni piacciono sia alla giuria che al pubblico, insomma, ecco. E questo è un'attesa, diciamo. Però sono molto contento di stare qui, mi sembra molto tranquillizzante poi la situazione, insomma. I testi delle tue canzoni cosa vogliono comunicare? Allora diciamo, c'è questo pezzo Aspettando la bomba, questo che faccio all'inizio, che non è molto rassicurante come titolo. Diciamo che parto penso più che altro alle persone, all'essere umano, cioè al cittadino comunque in qualche modo, che è bombardato da immagini tutto il giorno e dai media appunto che lo surclassano di troppi messaggi così. Alla fine poi questo troppo cioè rende il cittadino annoiato, ecco. E quindi la noia di chi abita in città, comunque nelle grandi città, così come per esempio Roma, per fare un esempio, ecco, genera attesa, però non è un'attesa di qualcosa di positivo, ma alla luce appunto di quello che sta avvenendo questi giorni, appunto attentati che sono avvenuti così, la persona attende qualcosa di brutto, di negativo, come una bomba.